Ricoverato in ospedale per anoressia, riceve da un compagno di classe il messaggio "ammazzati", seguito da una bestemmia. La studentessa ha denunciato il fatto ai carabinieri, profili social del ragazzo al setaccio. Violenza ai margini della zona rossa della stazione di Padova. Nel pomeriggio una lite tra stranieri, un uomo è stato accoltellato, il ferito trasportato in ospedale non è grave. Qatargate, la Procura federale del Belgio avrebbe chiesto la revoca dell'immunità per 2 europarlamentari del Partito Democratico, tra cui la vicentina Alessandra Moretti, che si dichiara estranea alle accuse e si autosospende. Salvato dalla Polper di Padova, anziano di 83 anni, notato da un macchinista mentre vagava in stato confusionale lungo la linea ferroviaria Venezia-Bologna. La linea è stata chiusa e l'anziano ritracciato. Anche il patriarca di Venezia, Moraglia, si unirà domani, mercoledì, delle ceneri al digiuno a staffetta per chiedere la liberazione del cooperante Alberto Trentini, arrestato in Venezuela dal 15 novembre. Approdi diffusi per navi di dimensioni contenute e soprattutto di un livello tale da rendere Venezia uno scalo privilegiato della crocieristica di lusso. Al porto la presentazione della stagione 2025. Dalla laguna agli altri capoluoghi veneti, gran finale del carnevale tra sfilate, eventi e fiumi di persone per strada. A Venezia l'elezione della Maria e il ballo del Doge. Yuki, gattina di 4 anni, è sparita da casa da Breda di Piave da domenica pomeriggio. L'appello della madre della proprietaria: per mia figlia significa molto, la sta aiutando ad affrontare una grave malattia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Questi i titoli, ma subito in primo piano il sondaggio di questa sera. Lo vediamo insieme con la grafica e parliamo dell'energia, del caro energia che peserà considerevolmente sulle nostre bollette energia. Torniamo al nucleare? Sì. 0422 1626 691, no 0422 1626 690, la chiamata è gratuita all'esito questa sera nel corso di Ring. E allora veniamo alla nostra notizia di apertura, a quanto accaduto ad una ragazzina che è 19enne, ricoverata in ospedale a causa dell'anoressia. Ebbene, riceve da un compagno di classe un messaggio agghiacciante: ammazzati, seguito poi da una bestemmia. La studentessa ha denunciato tutto ai carabinieri. I profili social del ragazzo sono ora al setaccio. Si stanno concentrando sui profili social di presunti vittime e carnefice i militari dell'Arma trevigiana, che con tutta la delicatezza del caso stanno ricostruendo quanto successo in una scuola superiore di Montebelluna qualche giorno fa. Duplice la segnalazione: una è stata fatta dalla scuola, l'altra tramite denuncia da una ragazza 19enne con disturbi alimentari affetta da una grave forma di anoressia e per questo ricoverata in una struttura specializzata. Ammazzati il messaggio mail ricevuto dalla giovane, contornato da alcune bestemmie, e questo tramite la piattaforma di didattica e-learning messa a disposizione dall'istituto. L'autore è stato presto individuato in un suo compagno di scuola della stessa età, che in un primo momento avrebbe negato ogni addebito, ma tutto ricondurrebbe a lui. Si procede per ingiuria, ma è chiaro che se confermato il quadro ci si troverebbe di fronte a qualcosa di più grave: vero e proprio bullismo con incitazioni al suicidio su un soggetto già fragile. La 19enne in quel frangente era rientrata da poco a scuola dopo una lunghissima assenza. I carabinieri, analizzando i profili social e sentendo dei testimoni, stanno capendo se si tratti di un fatto singolo o se fosse stato preceduto da altri episodi simili di scherno e body shaming. Intanto il primo cittadino abbraccia la ragazza. È un fatto certamente molto grave. Mi sento in dovere, di portare la solidarietà mia, di tutta l'amministrazione e di tutta la città di Montebelluna a questa ragazza, chiedendo che non si faccia influenzare da un deficiente che si permette di insultare in modo così crudele la sua persona. Bordin che si rivolge anche al presunto bullo e lo fa con toni durissimi. Vorrei chiedere anche a questo soggetto: ma cosa pensi di aver guadagnato in tutto ciò? Un secondo di celebrità secondo te? Veramente credo che il rispetto delle persone sia sempre e comunque dovuto. Ripeto, una solidarietà totale alla ragazza. Se per caso avesse bisogno di fare 2 parole anche con noi, le porte sono aperte, soprattutto per queste problematiche. Violenza ai margini della zona rossa della stazione di Padova. Nel pomeriggio lite tra stranieri, un uomo è stato accoltellato, trasportato in ospedale, non è grave.
A terra vistose chiazze di sangue, si è accasciato alla fermata del tram ai piedi del cavalcavia Borgomagno all'inizio di via Aspetti. Un trentenne pakistano accoltellato nel primo pomeriggio a Padova dopo una furiosa lite con altri stranieri. L'aggressione deve essere avvenuta sul cavalcavia vicino alla stazione. Il ferito in fuga è arrivato fino alla fermata dove ha tentato di tamponare il sangue. Una scena vista da Ali Mohammad, titolare del fast food bengalese. I ragazzi sono venuti qua e già feriti e dopo si è fermati qua, si sgocciolava il sangue. Sono già venuti qua, si è fermati e c'era un altro signore che ha chiamato l'ambulanza. Tutto qua. Il ferito con un taglio alla nuca è stato trasportato in pronto soccorso. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi, mentre gli agenti impegnati nel controllo del quadrante a ridosso della zona rossa si davano all'inseguimento dell'aggressore. Il fermato è un 25enne italo-tunisino arrestato in flagranza, ma la polizia indaga anche sul ferimento al braccio di un altro soggetto, sempre nella stessa zona. Succedono tutti in Arcella, non solo qua, e dopo ogni tanto si accoltellano, ogni tanto fa con le bottiglie, sai che spaccano le bottiglie di birra, quelle cose. E adesso se guardo di 5 anni prima, adesso è molto meno già qua, perché io ho cercato di pian pianino allontanare da qua. 3 persone a bordo di un'imbarcazione da diporto sono rimaste lievemente ferite nello scontro con un palo nel canale di San Leonardo avvenuto questa notte. La barca è affondata e i suoi occupanti sono stati recuperati dall'intervento congiunto di 118, Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco, che poi hanno recuperato anche lo scafo. Le basse temperature dell'acqua hanno provocato un principio di ipotermia, ancora da chiarire le cause dell'incidente. Qatargate, la Procura federale del Belgio avrebbe chiesto la revoca dell'immunità per 2 europarlamentari del Partito Democratico, tra loro anche la vicentina Alessandra Moretti. Qatargate, l'inchiesta esplosa nel 2022 torna a far discutere. La Procura federale del Belgio avrebbe avanzato all'ufficio presidenza del Parlamento europeo la revoca dell'immunità per 2 eurodeputati socialisti. Secondo notizie che stanno circolando e che citano il quotidiano di Bruxelles, Le Soir, sembrerebbe che il provvedimento riguardi 2 eurodeputate del Partito Democratico, la vicentina Alessandra Moretti e l'emiliana Elisabetta Gualmini, entrambe elette nel giugno del 2024 nella circoscrizione nord-est. La richiesta di revoca dell'immunità dovrebbe essere annunciata durante la sessione plenaria del 10 marzo, per poi essere sottoposta alla Commissione Affari Giuridici, che esaminerà i documenti inviati dalla Procura. L'eventuale revoca dell'immunità dovrà poi essere votata in sede plenaria. L'inchiesta Qatargate, che ha coinvolto membri del Parlamento europeo, funzionari e ONG, punta i fari su una presunta corruzione e ingerenza straniera nel Parlamento europeo. Secondo l'ANSA, le 2 eurodeputate hanno deciso di autosospendersi dal gruppo dei socialisti e democratici per essere pienamente a disposizione della magistratura, sottolineando la loro totale estraneità a ogni fatto corruttivo. Ma sta di fatto che il Qatargate, che sembrava su un binario morto, oggi torna a esplodere nel cuore politico dell'Europa. Storia a lieto fine per un anziano di 83 anni che ieri sera è stato salvato dalla Polfer di Padova mentre vagava in stato confusionale lungo la linea ferroviaria Venezia-Bologna. L'allarme era stato dato dal macchinista di un treno regionale Venezia-Bologna che aveva notato l'uomo che barcollava sui binari. Per motivi di sicurezza la linea è stata chiusa, i poliziotti hanno pattugliato la tratta ferroviaria alla ricerca dell'anziano che è stato ritrovato accasciato a terra all'altezza del segnale d'ingresso. L'uomo era molto disorientato, in stato confusionale, è stato soccorso e messo in sicurezza dagli operatori della Polfer che lo hanno accompagnato nei loro uffici rifocillandolo con acqua e cibo. È stato identificato, si tratta appunto di un 83enne straniero che è stato poi affidato alle cure mediche. Anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si unirà al digiuno per chiedere la liberazione del cooperante 45enne italiano originario del Lido di Venezia che si trova arrestato in Venezuela dallo scorso 15 novembre. Segnale chiaro di vicinanza e condivisione della loro speranzosa ma anche difficile attesa alla famiglia di Alberto Trentini e da una voce più che mai forte e autorevole, ma anche mite e di pace, come quella del patriarca di Venezia. Anche Monsignor Francesco Moraglia digiunerà infatti per chiedere la liberazione del cooperante 45enne italiano originario del Lido di Venezia che si trova arrestato in Venezuela dal 15 novembre, dove era al lavoro con una organizzazione non governativa per dare il suo aiuto ai disabili. Così il patriarca Francesco ai nostri microfoni.
ci uniamo volentieri a questa maratona di digiuno. Ha un senso eloquente, è un segno antropologico che dice il valore della vita che va al di là e oltre il nutrimento. Per il cristiano poi nel giorno dell'inizio del cammino quaresimale assume un significato importante. Gesù che digiuna nel deserto, Gesù che dona la sua vita per gli altri. Alberto, speriamo di vederti presto e di poterti abbracciare insieme ai tuoi familiari. Il digiuno a staffetta partirà proprio dal mercoledì delle Ceneri, giornata importante per la Chiesa e i cristiani di tutto il mondo. Un digiuno a staffetta di 24 ore in cui ciascuno potrà aderire secondo le proprie disponibilità per una giornata che proseguirà fino a quando Alberto non sarà tornato a casa sano e salvo al Lido di Venezia. Le adesioni del gruppo di amici, colleghi, uomini e donne delle istituzioni sono già più di 320 per questa maratona di solidarietà. Già il parroco di Sant'Antonio, Don Renato Mazzuia, aveva confermato come anche la comunità di cristiana di Città Giardino al Lido di Venezia ne fosse attiva promotrice. Alla presentazione della relazione 2024 dell'Intelligence, l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Italiana Alfredo Mantovano ha dichiarato: siamo oggi impegnati a restituire ai suoi familiari Alberto Trentini, dal novembre scorso detenuto per ragioni non chiare in Venezuela. È una situazione complessa e di difficile soluzione, ha ribadito Mantovano. Abbiamo attivato però tutti i canali e confermato ai genitori che stiamo investendo ogni nostro sforzo per rendere possibile il rientro. Approdi diffusi per navi di dimensioni contenute e soprattutto di un livello tale da rendere Venezia uno scalo privilegiato della crocieristica di lusso al porto, la presentazione della stagione 2025. Nella stagione 2025 a Venezia le compagnie di crocieristica passeranno a 25 rispetto alle 21 dell'anno precedente. Le navi da 45 a 50, i passeggeri, contando anche aliscafi e crociere fluviali, da 634.000 a 644.000. Variazioni a rialzo al momento contenute per una stagione che però è solo apparentemente come le altre. Con il rinnovo della concessione a VTP Venezia Terminal Passeggeri fino al 2036, infatti, dopo gli scossoni del Covid e del decreto Draghi, gli enti che compongono il settore possono avviare una programmazione decennale su quello che sarà il futuro della crocieristica a Venezia. I lavori sul Malamocco Marghera, sul Vittorio Emanuele, sulla nuova isola dei sedimenti che è, ripeto, un patrimonio della città, e poi la stazione a Canale Nord, lato nord, stazione crociere, che come le altre opere sono tutte parti del decreto 103, che ricordo è un decreto per la salvaguardia della città di Venezia. Il piano complessivo di investimenti 2025-2036 supera i 28 milioni e mezzo di euro e prevede anche il rilancio di Chioggia. Cercheremo anche di modificare l'offerta e le tariffe in modo tale da riconoscere a Chioggia quello che gli organizzatori e gli stessi crocieristi cercano, cioè una localizzazione, una località molto particolare che ovviamente non è esattamente solo come Venezia, ma ha delle caratteristiche che le sono proprie. Non parlate di ritorno delle grandi navi, dicono al porto. Queste sono piccole e di lusso, navi di 300 metri di lunghezza al massimo per il lato nord, più piccole negli altri ormeggi sul canale Vittorio Emanuele sotto le 55.000 tonnellate. Tutti i progetti poi sono all'insegna della sostenibilità non solo ambientale. Quello che sicuramente dobbiamo fare è capire quanto possono essere i flussi turistici sulla laguna che si possano sostenere e a quali condizioni. Quindi questi sono i due elementi. D'altra parte abbiamo parlato anche con le grandi compagnie di crociere, tutti sono disposti, diciamo così, anche ad fare dei sacrifici pur di venire a Venezia. C'erano oltre un centinaio di operatori sanitari davanti all'entrata dell'ospedale di Schiavonia dove si è svolta l'assemblea della FP-CISL. Sentiamo i motivi di questa manifestazione. Da eroi a lavoratori sfruttati con ferie negati, richiami in servizio continui, turni insostenibili. Hanno raccontato la loro frustrazione e le loro difficoltà agli operatori sanitari che si sono riuniti in assemblea davanti all'entrata dell'ospedale di Schiavonia. La storia di Marta Siega, infermiera del pronto soccorso in gravidanza, è emblematica.
Essendo ovviamente un reparto a rischio, ho comunicato subito la mia gravidanza alla coordinatrice, la quale un paio d'ore dopo ha dovuto procedere a una riunione straordinaria di reparto per riuscire a capire come conformare meglio i vari ruoli all'interno del pronto soccorso. Io personalmente rivesto tutti i ruoli, quindi triage, area rossa, area verde, osservazione breve intensiva e più il SUEM 118. Ovviamente la mancanza di anche solo una singola figura così, con il numero ridotto di personale che abbiamo in questo momento, fa la differenza. A fianco dei lavoratori la FP-CISL, che nell'ULSS 6 rappresenta oltre la metà dei dipendenti e che ha scelto di partire dall'ex Covid Hospital perché è l'emblema, secondo il sindacato, di come siano state disattese le promesse dell'ospedale unico della Bassa Padovana. Non tanto la struttura di per sé quanto la visione miope sostanzialmente legata al rispetto dei tetti di spesa a livello regionale. Allora, dal 2022 ad oggi si sono persi 200 dipendenti e questi pesano su quello che è la qualità assistenziale che deve essere riconosciuta alla popolazione. Addirittura si fa fatica a sostituire una maternità. Assolutamente sì. Qui tornano le miopie legate alle gestioni finanziarie, per cui il tetto di spesa rappresenta un obiettivo invalicabile e di conseguenza nel momento in cui c'è l'assenza per maternità non viene sostituita. A Schiavoni le carenze maggiori si registrano nel pronto soccorso, in terapia intensiva, con criticità anche in altri reparti. Non è un problema di personale, perché soprattutto parliamo per il comparto. Vorrei ricordare, visto che in questi giorni è uscito il concorso degli infermieri, dove l'azienda ULSS ha messo solo, tra virgolette, 10 posti a disposizione, ma ne ha messi 10 perché noi abbiamo una graduatoria ferma. Quindi questa per noi sarebbe la seconda graduatoria. Quindi il personale c'è, bisogna assumerlo. Martedì Grasso, ultimo giorno di carnevale, vediamo come si è vissuto a Venezia. Sono Elena Sofia Cesca, ho 19 anni, abito a Venezia orgogliosamente e studio medicina all'Università di Padova nella sede di Treviso e sono la Maria dell'anno 2025. Quasi incredula per quanto decretato dal voto dei giurati, scelte tra le 12 ragazze provenienti da tutta la città metropolitana, Elena Sofia Cesca, la Maria del Carnevale 2025 di Venezia, si presenta al pubblico in tutta la sua fresca solarità e grande spontaneità. Il racconto delle sue emozioni e di come uno dei suoi sogni più grandi sia ora divenuto realtà. Essendo io veneziana, forse l'ho ripetuto troppe volte, però per me è molto importante, rappresentare la mia stessa città è veramente un'emozione grandissima. Per me già essere stata selezionata come una delle 12 Marie era stata un'emozione grandissima perché era un sogno che avevo fin da quando ero bambina e non avevo pensato a il di più di essere una Maria. Dalle Marie al ballo del Doge, tra le feste in maschera a palazzo, tra le più esclusive e prestigiose del Carnevale di Venezia, senza esagerazione alcuna a livello mondiale, tra spettacoli mozzafiato e costumi d'epoca da favola, dove per chi non ha avuto modo di esserci sono le immagini a riportarci al sogno di poterci andare almeno una volta nella vita. E adesso la storia di Yuki e della sua proprietaria. Yuki è una gattina e manca da casa da domenica. Io faccio sto appello, se l'avete trovata cercate di mettervi in contatto con la redazione perché per mia figlia questa gattina è più di una medicina, veramente insomma gli dà conforto, gli dà coraggio. La signora Mirella lancia un appello perché chiunque abbia visto questa gattina si metta in contatto con la nostra redazione. Yuki, è il nome dell'amicia, appartiene alla figlia di Mirella. Per lei lo splendido esemplare di Sacro di Birmania rappresenta molto più che un animale domestico. Da mesi, infatti, la gatta di 4 anni sta aiutando la sua proprietaria ad affrontare un momento molto complicato a causa di una grave malattia. Gli è stata sempre molto vicina, ha avuto un po' di problemi, cose molto... e praticamente la gattina gli ha dato sempre un gran coraggio, gli ha dato una gran forza di poter andare avanti. Nella sua sofferenza ha avuto veramente un regalo di avere una gattina del genere. Yuki, sterilizzata dal carattere docile, è sparita nel pomeriggio di domenica 2 marzo da Breda di Piave, vicino a Treggigomme. Un momento di distrazione, la porta aperta e la gattina si è allontanata.
Si sono accorti 2 ore dopo che non c'era più. Questo è il fatto. L'hanno veramente cercata tanto e mia figlia è in disperazione, se devo dire il vero. In questo momento non avrebbe bisogno di altro. La sua proprietaria e il marito l'hanno cercata per tutta la notte. La speranza è che qualcuno l'abbia trovata e messa in sicurezza. La coppia offre una ricompensa a chiunque riporti la gattina alla sua famiglia. Yuki non esce mai, non è abituata a stare all'aperto. Per questo la preoccupazione aumenta con il passare dei giorni. Molto triste, guardi, sta passando un periodo, già passava un periodo così. Adesso con questa mancanza è una cosa, non so come spiegarli, guardi, veramente sta soffrendo molto e si augura che qualcuno l'abbia presa su, insomma, ecco. È davvero tutto, ora vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.